Buon pomeriggio, benvenuti alla puntata del 1° maggio di Trieste in diretta. Quest'oggi saremo insieme per tutto il tempo con Giorgio Dendi, che è tornato a trovarci. Hai ormai decantato l'emozione per il riconoscimento della scorsa settimana? No, sono ancora contento, grazie, sono contento, anzi ringrazio anche te e la troupe che siete venuti a trovarmi. Che la troupe, ero me. Vabbè, allora, matematico, hanno scritto matematico oggi, allora così adesso adeguo alla scritta, adeguo il mio intervento. E, no, è stata un'emozione, anche perché, adesso ti dirò così, insomma, chiacchierando, ecco, non è che ho da farmi vedere, ma insomma non è questo lo scopo. Io vado in tanti posti fuori Trieste, sì, e là mi conoscono. La scorsa settimana ero a Ravenna, la settimana prima a Foligno, mai per gita. La prossima settimana sono a Torino, anzi questo fine settimana, oggi siamo già il primo, insomma sabato vado a Torino. E per cui mi conoscono dalle altre parti e a Trieste magari si conosce di meno, sì, ho lavorato con la De Banfield e con le associazioni delle le università della terza età, insomma ho fatto qualcosa, però insomma mi fa piacere che anche a Trieste ci sia questo riconoscimento e guarda, io non si sapevo, vedeva, perché era una delle poche volte in cui era preso, come dire, senza parole, era rimasto senza parole, no, eccetera, insomma, per cui sì, non male. Io ho portato anche le fotografie di questa cosa, sul momento non ho neanche ben realizzato, però questo è il sigillo trecentesco del comune. Ho cercato, ce l'ho anche qui, ho cercato su internet e ho visto che tante persone conosciute, personaggioni, no, istituzioni hanno ricevuto, per cui adesso a posteriori sono ancora più onorato, adesso che mi sono un po' calmato e ho capito un po'. Ma dove lo tieni? Lo tieni in evidenza da qualche parte o? Ce l'ho qui, per grandi occasioni tipo Tele4. No, ma dico, a casa lo tieni in evidenza? O? Ma io ho un po' di medaglie che ho vinto da qualche gara di enigmistica, di matematica, e sono lì, naturalmente questo sta nella sua custodia, che non si rovini, come tante altre cose alle quali tengo. Mi è venuto in mente adesso, l'enigmistica per come noi la conosciamo, no? Si evolve o rimane, come dire, cioè, se io prendessi in mano un numero della settimana enigmistica di 20 anni fa, troverei parecchie differenze. Allora, è diverso. Allora, tanto per entrare subito in... Sì, allora io ti ho preparato un'altra scaletta, ma noi non ci mettiamo d'accordo. Poi dopo seguiamo. Allora, nell'ultima settimana enigmistica che ho, che è quella del 25 aprile della scorsa settimana, allora c'è un gioco, il bersaglio, nel quale ho scoperto, forse qualcuno lo conosce, questo così fatto, sempre a pagina 28. Tu devi fare una catena di parole per un motivo o per l'altro. E, per esempio, ho scoperto che l'asma bronchiale, l'apostrofo asma bronchiale, è anagramma di ballo in maschera. E adesso così le due frasi esistono, no? Non sono messe insieme un aggettivo con uno sostantivo. L'asma bronchiale è una cosa che esiste, una malattia, e ballo in maschera è un'opera, sì. Non so se è articolata o non articolata. No, sia ballo in maschera proprio. Comunque queste due frasette sono l'una l'anagramma dell'altro. Allora, nel bersaglio una volta, per esempio, non c'erano queste frasi una abbinata all'altra, di solito una parola abbinata a un'altra parola. Invece adesso vedo da un po' di tempo che usano fare anche questo. Il mio amico Guido, che di solito compila lui, insomma non sempre, ma spesso compila lui questo gioco, e vedo che adesso inserisce. Grosso modo, insomma, non cambia, ci sono piccole modifiche. Per esempio pochi numeri fa hanno messo la sinfonia di rebus. Vuol dire, allora, il rebus lo sappiamo risolvere, quello classico, ne abbiamo fatto anche qualcuno qui, e infatti ne porti i segni. Però ci sono delle varianti. Allora, un gioco, solo una volta è apparso sulle riviste, ma ne hanno pronti alcuni altri. Una volta hanno fatto un bel gioco dove c'erano
mi sembra 5 varianti una dietro l'altra in fila di rebus. Adesso qui senza l'immagine sarebbe difficile da spiegare, però è una cosa nuova, una novità. Anche il rompicapo incernierato. Ecco, io ho sempre presente la settimana mistica perché spesso è la più uguale a se stessa, però è lo stesso. Vedi, questo è nuovo. Ecco, questa è una novità, un po' di volte l'hanno pubblicata, però è una novità, perché parole crociate le sappiamo fare. Sembra tipo schema sembra roba tipo schema libero. È uno schema di parole crociate, però parti da 3 parole che devono essere messe nelle caselle grigette. Ah, ho capito, te le danno loro, cioè risolvi tu. Devi trovare le 3 parole. Ecco, sono piccole novità. Piccole novità. Una volta si usavano i verbi anche tronchi. Andare veloci, soluzione correr nei cruciverba. Ok, sì. Applicarsi a scuola, studiare. Quelle robe poetiche. Adesso invece il verbo tronco non viene più ammesso. Oppure qualche volta la K veniva sostituita dalla C. Ti scrivevano i fratelli Karamazov con la C. Sì, E c'era scritto nella definizione K è uguale C e tu scrivevi i fratelli Karamazov con la C, che tra l'altro sarebbe sbagliato, i fratelli Karamazov. Perché? Perché scusa, Anna, come si chiama? Karenina. Ma Karenina è un femminile, perché suo marito si chiama Karenin. Sì. Quindi l'hanno, come succede... E qua si dovrebbe dire i fratelli Karamazovi, perché nel titolo russo è perché loro declinano. E declinano. Poi sì, questa è curiosa. Perché noi diremo Anna Karenin, perché Karenin è il cognome. Però diciamo Karenina. Quindi tu dici con una perversione tipica degli enigmisti, se accettiamo Karenina. Ma io dico sempre butto il sasso nello stagno. Sì. Dopo, non è scorretta come rilievo. Ecco, sai che ci sono dei linguisti che dicono ti ho portato i miei curricula. Perché? E altri invece sostengono che nelle lingue straniere non dovresti adoperare la forma, quindi dovresti dire tutti i films di Katharine Hepburn, non lo dici. Ho preso 2 taxis. Questo sembra più però una medicina a questo punto. Ho preso 2 taxis. No, vabbè, però no, sì, è un famoso parlamentare, anche critico d'arte mi sembra, ha fatto tante polemiche, Vittorio Di Nome, il cui cognome è anche un aggettivo, un sostantivo, ecco, dice curricula. E dopo ha fatto osservazione a chi gli ha fatto notare che si dice curriculum perché non si declina in italiano, tu sei ignorante, eccetera, eccetera, eccetera. Però scusa, se tu vai in Israele, adesso a parte la situazione, e vai a visitare un kibbutz, quelle abitazioni, come si dice, le abitazioni tipiche. Diciamo il kibbutz sarebbe una specie di un complesso anche di abitazioni, insomma. E se ne vai a visitare 2? Dici comunque vado a visitare 2 kibbutz. Kibbutzim, perché il plurale in ebraico, nella lingua locale, è im. Però non lo dici. Non lo dici, perché dovresti sapere i plurali col tedesco. Di tutte le parole. Esatto, non si fa. Ma scusa, l'invio del curriculum, è giusto? Sì. Perché è singolare. No, è sbagliato. L'invio curriculi, se diciamo che si dovrebbe, è perché è genitivo. Però sì, chi ammette il curricula come plurale deve declinare. Sì. Nel momento stesso in cui accetti queste cose qua sono tutte sottigliezze. Anche l'Accademia della Crusca cambia opinione nei vari momenti a seconda dell'uso comune. Perché la lingua si evolve, tante volte si evolve per un errore anche. Però cosa vuoi? Dopo alla fine diventa matto. Eccoci, allora scusa, abbiamo qui Roberto Di Piazza. Non potevo esimermi, siccome nella motivazione c'è scritto per il lavoro enigmistico, gli ho fatto l'anagramma. Roberto Di Piazza dirà prezzi boato, questo riferendosi al fatto che lui aveva dei negozi e ha ricevuto il premio miglior prestazione in base ai metri quadrati, non so che dicevi di quel tutta giorno Italia.
che è difficile fare l'anagramma di piazza, solo di piazza, no? No, di tutto, nome e cognome, ma la B non è facile, la P neanche. Le Z, cioè le consonanti bisogna sistemarle. Sì, dopo sì. Se hai fortuna sistemi. Io pensavo a qualcosa legato al suo lavoro di sindaco, però non mi veniva niente. E dopo invece prezzi legato al suo lavoro di date... mi è venuto e così lo compro. Ma voi lavorate un pochettino come quelli che fanno i centoni in pratica, cioè partite da un'idea e dopo quello che viene, se viene, non sempre viene. Ma allora, adesso non ricordo cosa ti ho preparato. Ma sarà roba di matematica, temo. Vediamo dopo la foto del nostro sindaco. Ecco, recentemente ho consegnato a una preside anche, vedi anche qua. Monica De Carolis è una preside in via Donadoni, della scuola media di via Donadoni. Comandi, qua mi avanzava una lettera, comandi scolari e mi avanzava la E. Allora ho messo comandi scolari / E, che è anche politicamente, come si dice, corretto così, sì, dal punto di vista. Ecco, non ci perdiamo in queste cose, nessuno... però insomma così ho messo tutte e due e mi avanzava una lettera e così ce l'ho fatta aiuta anche, qua è semplice. Sì, però è semplice, no, perché ho trovato la parola scolari, lei è una scuola sì. media e anche alle elementari, quindi può andare bene. Invece a Zeno d'Agostino questa è... sto negoziando, insomma questa è la verità, per i vari lavori, per il porto, insomma ne ha fatti tanto. Ecco, e adesso non so se ci sono altri anagrammi, se no passiamo a questo, matematica. Sì. Vabbè, tu conosci il teorema di Pitagora? Sì, fin qua. Prova, vuoi enunciarlo? C'è scritto. C'è scritto, allora, sommando le aree dei quadrati costruiti sui cateti di un triangolo rettangolo si ottiene l'area del quadrato costruito sull'ipotenusa. Questo è il triangolo di teorema di Pitagora che si studia alle medie sicuro, forse già alle elementari, ma forse alle medie sicuro. Sì. Ecco, allora io ho fatto degli studi perché ho fatto delle conferenze a Foligno, come ti dicevo, e sugli egizi e sui popoli di una volta. Il tema era il Mediterraneo, quindi i popoli che si affacciano al Mediterraneo, come affrontavano la matematica. Allora tu ti ricordi, è uno dei miei primi ricordi scolastici, che loro conoscevano il teorema di Pitagora, perché mettendo il più facile teorema di triangolo rettangolo ha i cateti di 4 e di 3 e l'ipotenusa di 5 e il teorema di Pitagora sta in piedi, e loro così usando le piramidi? Per quando c'erano le inondazioni del Nilo, per riprendere possesso dei propri terreni e riuscire a disegnare in terra il proprio terreno, usavano una cordicella con 3 misure, per esempio 3 palmi o 3, facevano dei nodi ogni 1 metro, indifferente ogni quanto, poi ogni 4 e poi ogni 5, quello era un triangolo rettangolo, quindi avevano un angolo retto. Non ho capito. E quindi potevano partire da lì e andare avanti, come se io partissi da quell'angolo lì e volessi fare la linea dritta o l'angolo retto e dopo prendo la misura. Perfetto. Però c'è una curiosità. Andiamo avanti dico agli amici in regia, io non mi ricordo, eccolo qua. Allora, un triangolo è il più facile. Qui si è sentito il sospiro di Umberto. Comunque, il più semplice è 3, 4, 5, perché 3 al quadrato più 4 al quadrato fa 5 al quadrato. Possiamo farlo 3 al quadrato, e 9. 9 più 16, 25, 5 per 5, 25. Ecco, batte. Allora, gli egizi, così ho fatto dei ragionamenti adesso sul lavoro degli egizi, per esempio siamo nel 2024, no? Per esempio non conoscevano il triangolo 1518-2024-2530, però è un triangolo rettangolo anche questo, ma non lo conoscevano perché non usavano queste misure, avevano 3, 4, 5 ed erano a posto. Loro non conoscevano il teorema di Pitagora, ma si sono accorti che con 3, 4, 5 funziona e per cui per loro era sufficiente. Però dopo ci ho ripensato, invece no, conoscevano anche questo triangolo strano 1518, 2024, 2530. Perché lo conoscevano? Perché tutti i lati sono
gli stessi lati di 3, 4, 5, ciascuno moltiplicato per 506, cioè se moltiplichi 3 per 506 hai 1518, se moltiplichi 4 per 506 hai 2024, se moltiplichi il 5 è 2530. È una curiosità, però col nostro numero 2024, per questo l'ho fatta. Però ecco, anche se non conoscevano questo e a loro non interessava assolutamente niente, in pratica lo usavano perché è lo stesso, solo più in grande. Questo gli egizi. Gli egizi. È per questo che ha estinto. Se che ha estinto, poveri. Però guarda, c'è una curiosità. Questo triangolo 2024, sì, sempre sul 2024, 513, 2088, sì, se uno prova a fare non abbiamo la calcolatrice, ma se uno prova a fare quadrato di 513 come abbiamo fatto prima, 2024-2088, non batte, quindi è sbagliato. Però per assurdo per loro sarebbe andato bene, perché comunque 513 un lato, 2024 un altro lato, il terzo lato non è 2088, ma è 2088,0002 e poco e poi avanti. Capito. Per loro sarebbe stato uguale, perché con questa cordicella su 2000, 2 decimillesimi è ininfluente. Quindi per assurdo questo ultimo triangolo matematicamente è sbagliato, però per loro sarebbe andato bene. Ecco, come la matematica, mi dicevi dell'enigmistica se si evolve, anche la matematica si evolve, perché gli egizi non sapevano la matematica, però la usavano a proprio utilizzo, insomma, per i propri bisogni di misurare la Terra, così. Teoremi che non dimostravano, loro non dimostravano, però se funzionava, funzionava. Un po' come tanti studenti, è giusto. E guarda la curiosità, leggi questo teorema di Pitagora. Sommando le aree dei semicerchi costruiti sui cateti di un triangolo rettangolo si ottiene l'area del semicerchio, è la stessa roba. È la stessa roba, però invece di disegnare dei quadrati, io ho disegnato dei semicerchi e il teorema vale uguale. Però adesso forse spero di farti ridere, varrebbe anche in questo caso, prego la regia di andare avanti, anche se io al posto, e visto che ho cambiato solo semicerchi al posto della parola quadrati. Oddio, Pinocchio chi è? Sì, Pinocchio. Sommando le aree dei pinocchi costruiti sui cateti di un triangolo rettangolo si ottiene l'area del Pinocchio costruito sull'ipotenusa. Sembra assurdo, uno non ci pensa, queste qua le ho fatte figure disegnate a mano sul computer, insomma, così quello che vuoi, insomma, fammi pure i commenti, ma insomma giusto per fare un disegno, o poi ho copiato e incollato, CTRL-C, CTRL-V, e anche con i pinocchi funziona. Quindi noi conosciamo i quadrati e siamo portati a ragionare sempre con i quadrati, però varrebbe anche qualunque altra, se un ragazzo se la sente e ha coraggio di fare l'exploit a scuola, dica un'altra cosa, però deve essere una figura piana. Ma anche se lui costruisse diventa un casino dopo, mi rendo conto, anche se costruisse degli altri triangoli? Triangoli, sì, però devono essere tutti simili, cioè o sono tutti rettangoli o sono tutti isosceli. Sì. E varrebbe con qualunque cosa. Però ecco, vedi come siamo fossilizzati, abbiamo studiato con quadrati. Oh mamma mia. Allora gli egizi facevano sempre loro. Facevano le moltiplicazioni così. Ecco, questa è una curiosità che ho scoperto. Se dovevano fare per esempio 43 per 83, allora aspetta, sì. In una delle due colonne prendevano, per esempio nella seconda, l'83 e lo raddoppiavano, vedi 83, 166, 322. A seconda del... Okay. Sempre viene raddoppiato. Però la somma del QE farà 83. No, c'entra niente. No, 43 deve fare la somma nei primi. Nei primi invece scrivo l'1, 1, poi 2, 4, 8, 16, 32. E devo... Segui? Sì. E devo fare 43. E come posso fare 43? 43 lo faccio sommando 32 più... Come fai 43? Da 32? Sì. Più 11. No, sì, 32, però 11 non c'è. Guarda nella prima colonna. 1, 2, 8. 1, 2, 8. 32 più 1, 2, 8. Sì, allora prendi i corrispondenti. I corrispondenti di qua del 32 è 2006 e 56, dell'8 è 664, del 2 è 166 e dell'1 è 83. Li sommi e loro facevano così, quindi non sapevano fare le
le moltiplicazioni, sapevano solo raddoppiare e si arrangiavano. Sì, sì, E questo assomiglia, adesso, scusa, stavo cercando, allora, assomiglia a un gioco per bambini che forse qualcuno conosce. Vedete, gli egizi dovevano guardare il 43 in che, come si può dire, come si può ottenere il 43? 32 più 8 più 2 più 1. È un gioco che io ho trovato, però c'era come inserto di tanti giochi. Io ti dico, pensa a un numero da 1 a 63 e ti chiedo in che cartoncino si trova. Tu mi dici si trova in questo, in quest'altro, in questo terzo. Nel primo. E io semplicemente sommo 1 più 4 più 16 e quindi il numero che hai pensato è 21. Cioè io ti do questo cartoncino, l'hai mai fatto? No. È un gioco che si faceva tipo una magia tra bambini. Ed è lo stesso lavoro. Loro il 43 cosa andavano a cercare? È formato da 32 più 8 più 2 più 1. E così tu, se tu pensassi il 43 di questi cartoncini, e lo troveresti nei cartoncini del 32, dell'8, del 2 e dell'1. Insomma, è un gioco per bambini, una specie di magia, diciamo, la prima magia che si può fare con un po' di matematica, però riprende questa cosa degli egizi, per cui tutte le matematiche, anche quelle che noi non usiamo più, possono portarci degli spunti per qualcosa di interessante. Va bene, abbiamo finito con gli egizi. Meno male. Come siamo? Non so, non mi ricordo. Non mi ricordo. Vediamo il prossimo. Vediamo il prossimo. Al momento non lo vediamo. Dopo ho preparato alcuni giochi enigmistici per te. Ecco, questi sono i cartoncini, li ho anche fatti fotografati, così se qualcuno magari riconosce di avere questo giochino a casa, ecco, sappiate che questo gioco l'hanno inventato gli egizi 2000 anni fa. Ripeto, che si è estinto. E qualcosa di più, e si sono estinti perché ci hanno lasciato questo nella torre Oddio! Adesso guarda, ti mostro una cosa. Loro non sapevano, ma proprio non sapevano niente di matematica. E per esempio, se avevano da calcolare l'area di questo cerchio che vedi fatto, sai cosa facevano? Prendevano 9 sassolini. Ok. Adeguati in modo da poter formare il diametro. Vedi che hanno messo 9, quindi ne prendevano di questa misura oppure un po' più grandi o un po' più piccoli, in modo da poterli disporre che coprano il diametro. Ho capito. Il diametro. E quindi contavano i sassolini? E tutti i sassolini intorno si sono accorti che sono, se ne hanno messi 9, 8 per 8, 64. Quindi qualunque cerchio che loro dovevano, per esempio, ecco, se dovessero calcolare l'area di questo cerchio, immagina un cerchio qui, prendevano dei sassi adeguati in modo da formarne 9 lungo il diametro. 64 di quelli era l'area. Ed è sbagliato di poco, perché 64 col pi greco, no? Raggio quadrato pi greco. Però loro non conoscevano la formula. Allora si arrangiavano. Vedi, anche noi chissà quante cose non abbiamo ancora scoperto in matematica, magari ci arrangiamo con delle approssimazioni. Capito. E dopo magari, dopo centinaia di anni... Sembra gnocchi di patate, mi ha fatto anche un po' di fame. Regia, un altro. No. Ok. No, vabbè. No, vedi, queste sono curiosità così che ho scoperto, mi hanno stupito e allora le ho riprese. Adesso vediamo se c'è ancora... Ecco, guardando No, aspetta, volevo dirti che dobbiamo prendere, e chiedo della regia se si può... ecco, adesso vediamo qua, tutto. Sì. E che dobbiamo prendere con le pinze tutte le notizie che leggiamo, che vediamo, che scopriamo su internet, perché ci dicono che la latitudine della piramide di Giza, quella più famosa, è uguale, mettendo le virgole giuste, alla velocità della luce, cioè sono 29 gradi 58 primi, mettendo in forma decimale 29,9792, che corrisponde esattamente alla velocità della luce in chilometri, in metri al secondo. Quindi gli egizi avevano queste conoscenze? Ma assolutamente no. Io questa cosa l'ho vista in tante parti così, ma non è vero, perché non potevano sapere che avremmo misurato i metri al secondo. Anche
E poi non c'erano ancora Le coordinate. le coordinate. Assolutamente Greenwich non esisteva, ma neanche come latitudine nord. Quindi è un caso. Perché Dicorato, così qualcosa si chiama, Tycho Brahe? no, quello è un altro. No, Tycho Brahe è un astronomo. Sì, sì, no, sì. Dico Crea, mi sembra si chiamasse, quello che ha inventato le coordinate. Ah, ok, sì, sì. E lui le ha inventate circa intorno all'anno zero, qualche secolo, un paio di secoli avanti io Cristo. su queste cose qua. Loro esistevano migliaia di anni prima di Cristo. Sì, quindi è un caso. Quindi è un caso. Ok. Ecco, per cui tutte le cose bisogna esaminarle, soprattutto queste dei social, Con molta calma e cercare anche i siti. Allora. Anche perché c'è nella numerologia si può dire di tutto e il contrario di tutto. Per esempio, sì, dimmi. Andiamo in pubblicità e scusa. poi può apparire i Greci, mi pare di aver visto. I Greci, allora, sì. Andiamo in pubblicità. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta con Giorgio Dendi. Aspettavamo i Greci. I greci, Eccoli. sì. Allora, i greci avevano un modo una curiosità, a ogni lettera dell'alfabeto, ci sono anche lettere che io quando ho studiato greco a scuola non ho conosciuto, stigma, cuppa, coppa, adesso non riesco a leggere, comunque insomma indifferente, abbinavano ad ogni lettera un numero. Sì, ok. E stessa cosa usavano fare anche gli ebrei. Vediamo la prossima immagine. Nell'alfabeto ebraico, anche qua le lettere sono diverse, però abbinano la A, la loro A, viene abbinata al numero 1, la B al numero 2 e così via. E dopo traggono una specie di auspicio e dicono... Capito. Vediamo la prossima immagine, cosa dicono gli ebrei. Gli ebrei, mi sembra. Eccoci, Tanto questi qua sono abbiamo i greci. Y, sì, tutti quanti... Sì, sono le lettere anche Sampi, l'ultima, ecco io non l'ho studiata, però insomma, l'ho trovata su internet. Anche una strana forma. Però allora ho trovato che anche in Italia, tuttora, non al tempo di queste cose, ci sono delle persone, i numerologi, che traggono auspici e ti dicono in base al tuo nome A1, B2, C3, tirano fuori il tuo, non so se si può dire oroscopo o qualcosa sulla tua vita, qualche considerazione. Diciamo oroscopo. Eccoci. Allora scusa, chiederei in regia se possiamo vedere il sistema ebraico. Vabbè, qua giusto dai un'occhiata, ecco, ma vedi che anche qui sono abbinate le lettere ai numeri. Ok. Allora io ho fatto come trovo tante volte su internet. E ho fatto l'oroscopo a 2 personaggi in base al loro nome. Ok. Perché se lo dicono sì perché tu ti chiami Bosazzi, B, O, eccetera. Allora ho preso 26 lettere, in modo da poter fare anche chi si chiama con le lettere straniere, eccoci, e vediamo cosa ne è riuscito per questi 2 personaggi. Prossima vignetta. Quindi prossimo cartello. Vediamo. Carlo Conti e Hitler. E Adolf Hitler, mi è venuto il punteggio di 110 per entrambi. Ok. Allora, ovviamente è uno scherzo, però vedi la curiosità, se io dico Carlo Conti, lui ha qualche caratteristica per cui così, Adolf Hitler, lui ha qualche caratteristica, e dopo viene lo stesso punteggio, e come posso renderlo plausibile? Poi tanti dicono, poi è divertente anche perché per esempio mi sembra che Hitler sia nato, se non lo stesso giorno, a pochi giorni di distanza da Charlie Chaplin, e se ci sono stati mai due personaggi così differenti. Ricordiamo il film il Monello, il grande dittatore. Il dittatore, questo volevo dire. Non ero sicuro del titolo, lo aspettavo da te, il dittatore, ecco, per cui proprio il grande dittatore, ecco, per cui proprio non ci siamo. Però questo così per dire, se avete piacere di fare questa cosa, fatela, ma fatela per uno scherzo, appunto, per divertirvi, ma non crediamoci, perché ci sono altre cose che magari possono essere un po' più fondate, anche perché nel 200 a.C. Eratostene ha detto che la Terra è tonda a una circonferenza di 40.000 km e ha sbagliato di pochissimo. Con i mezzi di 2000 anni fa, fai il conto tu. Adesso siamo nel 2024,
maggio 2024 abbiamo scoperto che la Terra è piatta, secondo, per cui siamo andati avanti con gli studi così. Allora, io dico le cose così, dopo ognuno le prenda quanto seriamente vuole, però facciamo un po' di enigmistica. Allora, frase bisenso, questo gioco te l'ho già presentato alcune volte. Frase bisenso, ti ricordi? Devi trovare una frase che significhi, in questo caso, han suonato la Gioconda, una frase con 4 parole, una di 4, una di 5, una di 5, una di 3 lettere, però questa frase vorrà dire tutta un'altra cosa. La Gioconda è un'opera. Un'opera di Ponchielli. Di Amilcare Ponchielli, risposta esatta. Però non è lei. Però è un'altra Gioconda che conosci senz'altro. Mona Lisa. Sì, e la prima parola di 4 lettere l'hai detta. Lisa. Dagli occhi blu. Esatto, Lisa dagli occhi blu. Ha suonato. Pensa se la risposta giusta era quell'altra parola da 4 lettere. No, ok, no, va bene. Ha suonato questa dopo. Va bene. Allora, han suonato la Gioconda, sembra effettivamente l'opera di Ponchielli. In realtà han suonato, han picchiato, no? Me le hanno suonate, okay. No? Hanno suonato la Gioconda e quindi le hanno fatto gli occhi. Dagli occhi blu. Va bene. Le hanno fatto gli occhi blu. Elisa dagli occhi blu è una canzone di Mario Tessuto. Sanremo 1800? No, sarà negli anni 68, 69, quegli anni là. Comunque Mario Tessuto, l'unica canzone di Mario Tessuto, penso. Il lato B ha fatto di nuovo Lisa dagli occhi blu. Probabile. Dall'altra poi parte. È uno di quelli che poi è scomparso, non certo. si sente più. Vabbè, insomma. Però allora, visto che hai fatto bene questa, migliorare il trogolo. 4, 1, 6, 5, 6. Allora, il trogolo intanto non è dove va il maiale? Sì, dove sta il maiale? Ok. Allora, maiale ha 6 lettere, però nonostante ci siano 2 numeri 6, non c'è neanche una parola di 6 nella soluzione, ma un sinonimo. Di trogolo? No, di maiale. Maiale, oddio, suino? Al plurale, anche quello è 5 e c'è una parola di 5, ma un'altra al plurale. Porci. Migliorare il trogolo vuol dire che vuol dire che migliori le condizioni di vita, sto attento a non dire neanche una parola della soluzione, del maiale, no? Allora, porci è la penultima. Sì, porci è giusto. Migliorare il trogolo, cioè loro staranno in un modo più fare i propri porci comodi. Fare i propri porci comodi. Oh, inquadrate questa sua risata. Adesso ormai è già andato. Ok. Fare i propri porci comodi. Se migliori la stalla, diciamo, dei maiali, fai che i tuoi... Andiamo pubblicità o ti sei ripreso? No. Insomma, le frasi bisenso... perché io ogni tanto con Bernardo Gulotta ricordiamo una battuta che può sembrare una gentilezza da parte dei conduttori televisivi, ma in realtà dice: se avete domande da porci, che certo. Sembra come dire, se avete domande da fare. Ma questo, l'enigmistica gioca proprio su questo, ci sono tante battute che vengono fuori anche nelle frasi che diciamo, perché ci sono tanti bisenso nella lingua italiana. Bisenso che se ne trovi 2, insomma se riesci a sistemare, viene fuori anche una frase bisenso, come in questo caso. Oh mamma mia, frase bisenso. Frase bisenso, come fino adesso. 2, 8, 3, apostrofo 3. Pollo transgenico. Allora, fai con calma, lì abbiamo il cronometro, vedo che il numeratore. L'ultima, ma così senza potrebbe essere allora. Allora chiedo scusa, ho sbagliato a scrivere. 2, 8, 4 apostrofo 3. Dell'ora andrebbe bene. Ok. Però ora... Dall'età? No. Allora 2, 8, 4 apostrofo 3. 4 apostrofo 3. Allora qua devo averlo. Il pollo è stato, il pollo transgenico vuol dire che l'hanno un po' modificato, alterato, l'hanno cambiato, modificato. E queste parole non sono bisensi.
No. Devi trovare una, come porci di prima, ci deve essere un bisenso. Questo pollo è stato, se è transgenico, è stato lavorato, è stato... Beh, la prima parola di 2 lettere... No, qua mi perdo. La parola di 2 lettere. Il. Allora, il pollo transgenico, quindi una parola maschile, è stato anche un argomento, si dice, è stato... Avariato? No. Modificato? No, quando l'hai preso in mano un argomento, l'hai... Trattato. Il trattato del... Il trattato, perché il pollo transgenico è stato trattato. Il trattato... E trattato vuol dire... Il documento, insomma, Sì, un il documento, patto, un accordo fra nazioni. Il trattato dell'ONU? Il trattato del, 2 apostrofo. Del... E dove vive il pollo? Dell'AIA. Il trattato dell'AIA. Senza che andiamo su Wikipedia, vuoi dirci 2 parole sul trattato dell'AIA? No, sentiamo dopo nel telegiornale. No, comunque il trattato dell'AIA. Cioè il pollo transgenico è il trattato dell'AIA. È stato trattato quello che vive nell'AIA. Mamma mia, anche questa. No, questo sarà più facile, penso. Frase bisenso. Allora. 2-4, trattino, tranquillo, il trattino dovrebbe aiutarti. 2-4, trattino, 11 apostrofo 3. A capo 11 nord, apostrofo. A capo nord d'estate. Apostrofo o accento? Apostrofo. Apostrofo. Allora ti dico una curiosità che può aiutarti se risolvi giochi enigmistici tipo Rebus. Gli accenti non vengono segnati quando ci sono i numeri delle lettere, gli apostrofi sì. Allora, perché l'accento sta nella lettera. Calamità non è che scrivi un accento, invece l'apostrofo siccome si scrive dopo. Allora, a capo nord d'estate. Cos'è? Il sole dura 24 ore. E quindi? Allora, 24 ore va bene. Quindi a capo nord d'estate. Hai detto tutte le parole della soluzione. D'estate c'è. Il sole 24 ore. E cos'è? Il giornale. Ah, ecco, il sole 24 ore. Eh sì, a capo nord d'estate, come poi ci sono giornate senza sole. Sì, il sole. Ah, per questo la linetta. Il sole trattino, nel titolo del quotidiano c'è il sole trattino 24 apostrofo ore. A capo nord d'estate il sole dura 24 ore. Per fare i propri porci comodi questo mi fa. Quello ti ha un po' sconvolto. Ce n'è una che l'ho detta l'altra settimana con Davide Calabrese. Sì. Una soluzione della ruota della fortuna di Mike Bongiorno, una di quelle un po' c'era a Carnevale, e la soluzione era Paola suona il putipù e Damiano la tromba. La tromba, perfetto. Beh, insomma. Ma com'è? Ma perché tutti ridono? Figurite. Ok, allora. Cerchi reperti sui monti. Cerchi reperti sui monti. Allora, cerchi non sono i cerchi. Tu verbo, Voce verbo quindi cercare. Tu cerchi dei reperti. Che allora, reperti forse è sbagliata, però l'ho vista pubblicata così. Perché reperti è del verbo reperire, vuol dire già cose trovate. Non si può dire chi cerca abbiamo trovato i reperti, no, perché reperti vuol dire già trovato. Doveva aver rinvenuto i reperti. No, cerchi, non so, residui, qualcosa. No, ma vabbè, va bene. Cerchi indizi sui monti. Ecco, allora, indizi. Tipo. Allora, quindi tu vai sui monti, quindi se vai sui monti... Sei un alpino. Guarda, no. Questo, guarda cosa fai. Cammini, scali, sali. E sali è un bisenso. Sì. Perché tu sali e anche sono... aspetta. Sali e tabacchi, là, sì. È il plurale della parola sale. Il plurale della parola sale, sì. Perfetto. Quindi sali potrebbe essere la soluzione, la prima parola. Sali. Ed è giusto. Sali, se cerchi così questi indizi, queste cose. Sali per è giusto, bravissimo.
Sali per... Noi abbiamo a Rimini, ascolta, noi abbiamo ai primi di giugno a Rimini il congresso di enigmistica della rivista Sibilla. Non credo che sarò invitato. No, ma se ce la fai abbiamo la documentazione. Guarda che fanno parte di questa rivista Paolo Conte, Roberto Vecchioni e anche altre persone. Sali per sali per sentieri, no? No, ma sali, se cerchi, sali per, con che scopo? Con lo scopo di trovare? Sinonimo. Per trovare, quando trovi una cosa che non si trovava, che era lì, si dice sali per? Sì, sarà qualcosa. Sarà una frase fatta probabilmente che in sto periodo... Sì, perché ci sono i sali sali per rinvenire. Ma bravo, sali per rinvenire. Tu sali per rinvenire, per trovare qualcosa. E i sali per rinvenire sono i sali che Io non so questa cosa, non l'ho mai provata. Sempre nei gialli per farli rinvenire. Dategli sali, portategli i sali. Non ho mai visto sta roba del verro, non so se... C'è quella barzelletta sali e tabacchi, che è una roba proprio... Ci chiedono la linea al telegiornale, sospendiamo. No, ok. Allora, qui abbiamo finito con questo, la mia carrellata di giochi. Guarda, io le butto ancora così, tanto adesso siamo lontani dalle telecamere, dico solo tra di noi così. Se vuoi venire al congresso di enigmistica ti divertirai, perché facciamo questi giochi, ci sono le con gare. Delle vittime. No, vabbè, noi ci divertiamo, per cui chi è interessato anche guardi il mio sito se ha piacere, tanto giorgiodendi.com si trova. Sai cosa non riesco, ma probabilmente per una mia limitazione cioè io vedo per esempio cerchi reperti sui monti, no? Sì. Ma non mi, come dire, non ho il senso del bisenso. Insomma, sono micidiali da risolvere. Cioè se uno, dovrei avere sempre qualcuno vicino che mi dà quantomeno ma guarda che io sempre quando devo risolvere, ma anche quando devo creare, ho sempre il vocabolario cartaceo e un vocabolario in linea dove cerco tutti i sinonimi, hai voglia. I miei vocabolari ogni 2 anni sono tutti distrutti da consultazioni. Sì. Per esempio, fermiamoci alle parole crociate, che sono tutto sommato quelle cose molto basiche. Insomma, ci sono delle, come posso dire, delle soluzioni che per accordi, eccetera, evitate? Delle parole che... No, guarda, il cruciverba deve appagare intanto il solutore, per cui tu vai in una determinata pagina, che è quella tua solita, e troverai sempre il cruciverba della medesima difficoltà in modo che sia non troppo facile, non troppo difficile. E dopo ci sono ovviamente le parole da non usare, insomma, questo forse ci siamo capiti, però anche ci sono delle parole, per esempio guarda, Caterina d'Aragona, cosa lunga, però cosa la particolarità di questa parola, che diciamo sono 3 parole, Caterina apostrofo Aragona, però è considerata un'unica parola, no? Tante A. Non è quella. A alternate Caterina d'Aragona, alternate consonanti vocali, consonante vocali. Sono tutte sillabe di 2 lettere, la prima è consonante e la seconda è vocale. Se tu metti un po' di queste, tu autore, riesci abbastanza facilmente a chiudere il gioco. Però sono da evitare, perché se no il solutore dopo un po' trova sempre la stessa minestra. Sì, ho capito. Anche tavola pitagorica, ce ne sono parecchie. Tavola pitagorica, sì. Nicola di Bari, per vedere la roba delle tue età. Nicola di Bari, e anche lui ha tutto... Sì, tutto che è strano. Capita. Sì, capita. E parole più corte di 8 lettere, recanati, locomotore, insomma ce ne sono. Però se l'autore ne usa qualcuna incrociando con altre che non hanno questa cadenza,
Va bene, ma se uno ne usa solo queste per concludere il cruciverba, va bene, l'ho fatto, ne faccio un altro, faccio un altro, faccio un altro. Sì, dopo diventa maniera. Allora, sì. No, ma ecco, per esempio, tu hai più chiaro una sciocchezza che mi è capitato, a cui mi è capitato di pensare nei giorni scorsi, vale a dire che molto spesso ci sono delle parole lunghe o corte e magari noi pronunciandole non ci accorgiamo che siano lunghe o corte. Beh, cioè, perché magari hanno due sillabe. Faccio un esempio che mi è venuto in mente, ma per pura Mondaini, Sandra Mondaini, 8. Allora, 8. Mondaini 8, ce ne ha 8. Io pensavo fosse più lunga. Perché dipende la sequenza di vocali e di consonanti ti può trarre in sì, inganno. forse per esempio, sì. Vianello ne ha anche lui 8. E anche Raimondo. E anche Raimondo, sì, è vero. Però insomma, Vianello mi sembra cioè Mondaini mi sembra molto più lunga di Vianello. In realtà sono tutte anche quante. Daini, come si pronuncia? Adesso non so dire se è un di tongo, iato o cosa. Ah, può essere, sì. Perché Vianello sono 3 sillabe. Sì. Mondaini sono 4. Sì, quindi penso che siano 4 sillabe. E allora ti allunga e hai questa sensazione, perché noi pronunciamo sillaba alla volta. E anche poi, se vogliamo, buongiorno, che sembra una parola lunghissima, ne ha 9. Sì, ha 3 sillabe sole. Già, è vero, ne ha 3 sillabe sole. Buongiorno, sì. Che molti scrivono buongiorno ancora adesso, lui si incazzava. No, ma c'è l'avvocato, come si chiama l'avvocato adesso? Buongiorno, che è mezza sua parente, tra l'altro. Il nome non mi ricordo. Oh, accidenti. Giulia? Giulia Buongiorno. Giulia Buongiorno, sì. C'è stato anche uno sketch, visto che parliamo, cerchiamo di non offendere nessuno, ma noi parliamo di bisensi, curiosità della lingua italiana. Un giorno si è presentata in tribunale, e io ho visto il filmato, adesso non ricordo la situazione, però abbiamo l'avvocato e lei ha detto buongiorno per presentarsi. Buongiorno a lei, le ha risposto quando non era ancora famosa, ma penso che a tante persone capitano. C'era adesso, chi mi raccontava che si chiama in Friuli c'è il cognome Percos. Sì. Mi dica il suo cognome, Percos, e devo scriverlo. E veniva la discussione, dopo questa persona che mi ha raccontato sapeva, per cui sì, però interveniva se trovi bloccare. Uno un po' però dopo uno dice cosa vuoi qua? Ecco, ci sono delle persone che possono dei nomi, dei cognomi, delle parole che possono dare adito. Ma voi sentite una parola e subito individua automaticamente il numero. E io già devo lavorare per cercare di capire se c'è qualcosa di curioso. No, ma proprio il numero delle lettere è quasi naturale, immagino, no? Sì, vabbè, poi dopo sono le cose. Ma dipende, insomma, dopo ognuno può prendere gli sviluppi che vuole e stancarsi quanto vuole con questi giochi. Ma abbiamo ancora 2 minuti perché poi abbiamo una. Per esempio, ecco, io mi sono sempre chiesto, sono da evitare nei cruciverba i nomi e i cognomi, tipo come per esempio prima Caterina d'Aragona, eccetera, o non c'è una regola in tal senso? Non c'è una regola, ma assolutamente non deve esistere che un autore cominci ad adagiarsi. Questo volevo dirti. Ho capito, torniamo al discorso di prima. Perché sennò il solutore si stufa, queste parole l'ho già vista, anche puoi cambiare, una volta scrivi fu la, non so, prima, seconda moglie di Enrico VIII, e la volta dopo fu la madre di Maria Tudor, ecco, così, però dopo viene sempre la stessa cosa fuori. Sì, ho capito, diventa maniera, diventa un marchio di fabbrica. Il gioco deve essere sempre vivace, il gioco enigmistico deve sempre darti qualcosa di nuovo. Per questo anche nelle parole crociate cercano di inserire qualche volta anche qualche termine nuovo che non è mai apparso. QR code, penso che qualche anno fa non sarebbe mai apparso. Ci colleghiamo al discorso che abbiamo fatto all'inizio, se nelle parole crociate. Cosa mi avevi chiesto all'inizio? Se sono cambiate le parole, cambiato, no? Sì. Sicuramente i termini nuovi vengono usati. Colombo una volta poteva essere definito Cristoforo che scoprì l'America, no? Oppure un grande viaggiatore, oppure la capitale di Sri Lanka. Dello Sri Lanka. Adesso potrebbe anche dire ne distruggono le statue per protestare, vabbè, sarebbe troppo lungo. No, ma
Adesso tenente la famoso. la capitale dello Sri Lanka, Ah, aspetta, ha cambiato nome. Ceylon, no, Ceylon. Ceylon è l'isola, come- Sri Javardhanapur Kotte, Ciao. ciao. La capitale. Il monte più alto è sempre uguale, Pidurutta la Gala. Quindi- Una volta sapevo anche quanti metri era alto, adesso no. No, l'hanno spostata, non capisco, a 8 km di distanza, come se invece che Trieste facessero a Barco. No, cioè Beh, 8 Colombo però, chilometri. ma però per noi Colombo rimane anche il tenente del Colombo, famoso sì. impermeabile, E insomma. non me lo perdo mai. Allora, grazie. Facciamo vedere giusto un attimo, visto che la vedo, eccola qua, questa è la Sì, grazie dedica, ancora insomma, al diciamo sindaco, così, sì, grazie ancora. del sindaco. Grazie Giorgio per essere stato abbiamo con noi. aperto e con questa chiudiamo. Con questa chiudiamo. Noi Grazie chiudiamo a voi. tra un po' di tempo di nuovo per stare in compagnia. Ciao. Ci vediamo domani alle ore 18. No, domani è giovedì, quindi no, è 7, anche se fosse venerdì sarebbe sempre alle ore 18. L'ora legale l'abbiamo messa e Ormai quello per un è. po'. Grazie, buona serata, buon proseguimento. Sei distrutto, hai sbagliato anche.